Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. La Sicilia come un inferno di fuoco. Nel Palermitano e nell'Agrigentino le situazioni più drammatiche, fiamme vicino alle abitazioni, evacuazioni e squadre al lavoro per contenere i roghi. Canadair in azione per domare le fiamme che stanno devastando il territorio. Sicilia nella morsa del caldo estremo, il picco di 46 gradi e mezzo a Noto, con temperature record in diverse aree dell'isola. Da domani è atteso un lieve calo, ma resta rosso il bollino su Palermo. Una violenta rissa a Palermo davanti a un negozio di via Roma ha provocato il fuggi-fuggi di turisti e passanti, coinvolto un commerciante. Fondamentali per le indagini le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. 6 nuovi arresti nell'operazione Abisso della Guardia di Finanza contro il traffico internazionale di droga, smantellata una rete attiva tra Sicilia, Calabria e Malta con base a Catania. Primo faccia a faccia al Mimit sull'avvertenza Pfizer di Catania. I sindacati chiedono di ritirare i licenziamenti per i 330 lavoratori. Il confronto riprenderà il 24 settembre. Palermo, colonia di topi e rifiuti bruciati in viale della regione siciliana. La denuncia dei residenti in consiglio comunale. Calciomercato, il Catania puntella alla difesa con l'acquisto di Pagliai, in uscita Carnielutti, ceduto al Sorrento, mentre Di Noia è vicino alla San Benedettese. Ben trovati, e purtroppo dobbiamo aprire il nostro telegiornale con la gravissima situazione che riguarda gli incendi in tutta l'isola, con una serie di luoghi dove la situazione è certamente più drammatica. Cominciamo con il Palermitano, da Monreale a Pioppo, poi Villa Grazia di Carini, Trabia, brucia la provincia di Palermo. La situazione più preoccupante proprio a Pioppo, un vasto incendio minaccia case e aziende, a rischio anche un distributore lambito dalle fiamme. Marco Gullà. Un inferno tutta la... Una testimonianza drammatica che arriva da Villa Grazia di Carini, in provincia di Palermo. Gli incendi delle ultime ore hanno danneggiato abitazioni e aziende, molte case evacuate come a Monreale e Pioppo, dove le fiamme continuano a divorare ettari di vegetazione e a lambire le abitazioni. Una notte impegnativa. Un inferno, case che bruciavano lì sopra, un inferno. Qui siamo a Pioppo e c'è preoccupazione. L'incendio da ora sta interessando parte della montagna sopra il paese, si avvicina verso il centro abitato. Questa pompa di benzina è a pochi metri dalle fiamme. Al momento la situazione resta critica. Le squadre impegnate sul fronte del fuoco stanno operando in condizioni difficili e a rischio della propria sicurezza nel tentativo di contenere l'avanzata del fuoco. Canadair in azione, molte famiglie pronte ad abbandonare la propria casa. Cosa vi hanno detto stamattina, signor? Di andarcene via, che rischiavamo la morte. Con le fiamme alte e il vento che li proiettava verso qua nella casa, c'è la paura che arrivano qua. Un vasto incendio divampato invece lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Resuttano. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme, partite con tutta probabilità dalle sterpaglie, si sono propagate agli alberi a ridosso della carreggiata e hanno interessato anche un deposito di barriere dell'ANAS. È al momento chiusa, sempre per un incendio, la strada statale 189 della Valle dei Platani, nel territorio comunale di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. E adesso l'Agrigentino, che continua a bruciare da Cammarata a Santo Stefano Quisquinia, passando per Bivona. Incendi alimentati dal vento hanno costretto all'evacuazione di famiglie e mobilitato i Canadair. Ma sentiamo Davide Sardo. Non si ferma l'emergenza incendi nell'Agrigentino. Un vasto rogo è divampato nel bosco di Buonanotte, nel territorio di Cammarata, dove alcuni residenti hanno riferito di aver sentito una forte esplosione prima che le fiamme avvolgessero la vegetazione. Per motivi di sicurezza sono stati evacuati anche alcuni residenti delle campagne della zona. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Momenti di grande tensione quando alcuni cittadini, proprietari di case di campagna,
sono intervenuti per mettere in salvo un gregge rimasto intrappolato nell'area interessata dal rogo. Soccorso anche un anziano pastore che si trovava in difficoltà. Sul posto sono entrati in azione 2 Canadair impegnati nei lanci d'acqua per contenere il fronte di fuoco. Resta critica anche la situazione tra Bivona e Santo Stefano Quisquina, dove il vasto incendio, alimentato dal forte vento di scirocco, ha costretto all'evacuazione di oltre 100 persone e al trasferimento dei pazienti della clinica Ignazio Attardi. Sorvegliate costantemente anche le aree più delicate, dove si trovano una riserva di ossigeno, un distributore di carburante e una fabbrica di fuochi d'artificio. L'emergenza ha interessato anche San Boga di Sicilia e Sciacca, dove sono andati in fumo circa 300 ettari di terreni privati e demaniali. Vigili del fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile, Forze dell'Ordine e decine di volontari continuano a lavorare senza sosta su più fronti per contenere i roghi e mettere in sicurezza il territorio. E la polizia ha arrestato un 23enne ritenuto l'autore dell'accensione di alcuni incendi che hanno minacciato Modica. Il giovane è stato fermato vicino a un focolaio sulla collina Monserrato e denunciato per tentativo di incendio boschivo. Il caldo estremo che sembra avere le ore contate. Da domani un lieve calo delle temperature, ma sarà una boccata d'ossigeno che durerà davvero pochi giorni. Veronica Barbarino. Le temperature record che hanno infuocato la Sicilia in questi giorni potrebbero avere le ore contate. Da domani, infatti, è atteso, seppur lieve, un calo delle temperature massime. Un primo accenno di cambiamento già oggi, con venti occidentali deboli, a tratti moderati, che hanno regalato nella zona costiera ionica dell'isola una prima boccata d'ossigeno e valori termici leggermente più contenuti. Nelle zone interne, invece, il caldo è stato intenso, con massime elevate. Il termometro ha registrato infatti valori fuori dalla media a Noto, nel Siracusano, dove sono stati registrati 46,5 gradi. Caldo oltre i 45 gradi anche a Mineo, Lentini e Paternò. E domani? Nel corso della giornata il flusso per la lente bimestrale porterà gradualmente le temperature a livelli più bassi, quindi soprattutto la serata già di domani sera sarà nettamente diversa da quella di stasera, che sarà ancora piuttosto calda, e poi il raffrescamento si completerà meglio nella giornata di venerdì, quando le temperature torneranno vicine alla norma. Ma breve purtroppo sarà la tregua. Questo raffrescamento, che sembrava abbastanza duraturo, invece sarà incrinato da un ritorno di caldo che avremo tra le giornate di domenica e lunedì, quando l'anticiclone riprenderà vigore. Per la protezione civile, intanto domani bollino rosso per le ondate di calore a Palermo, bollino giallo a Catania e Messina. Nonostante il lieve calo atteso, l'invito resta sempre alla prudenza, a limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, a mantenersi ben idratati e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone più fragili. E con le temperature così elevate anche a Catania è stato davvero complicato per molti automobilisti che già dalle primissime ore del mattino si sono ritrovati intrappolati sulla circonvallazione. Sentiamo il perché nel servizio di Eva Spampinato. La combinazione perfetta per mandare in tilt il traffico e la pazienza degli automobilisti. Fermi, immobili. Ed è pesante veramente con questo caldo. Il caldo asfissiante che avvolge Catania già dalle prime ore del mattino e la sorpresa di un tappo di auto alla circonvallazione hanno dato il buongiorno a migliaia di catanesi che non si aspettavano, in piena estate, con le scuole chiuse e senza comunicazioni precedenti, di trovare questa situazione già alle 7 del mattino. Almeno un'ora che siamo in fila. Non si circola e non si capisce niente. Cos'è accaduto? Ora siamo al periodo estivo, arriveremo comunque al periodo invernale dove riapriranno anche le scuole, la circolazione si bloccherà totalmente. Il motivo riguarda i soliti lavori all'altezza del Tondo Geni, quelli che vanno avanti già da tempo per il miglioramento del sistema di drenaggio urbano. Ma questa mattina, forse perché gli operai hanno superato la recinzione e scavato sulla strada, costringendo a ridurre ancora di più la carreggiata, le condizioni viarie sono peggiorate. Bisogna farli di sera, questi lavori qua, in questa strada qua, come lei sa che lavora Antenna Sicilia, sa che confusione c'è, sempre
Perciò questi si organizzano e si fanno la sera. Lei lo sapeva che c'erano i lavori e ci sarebbe stato questo traffico? Completamente, non sapevo nulla. Una comunicazione sarebbe stato l'ideale. Siamo rimasti bloccati. 4 cuccioli di cane sono morti dopo essere stati abbandonati lungo una strada del Trapanese. Gli animali sono stati trovati ieri mattina in via Mazzara, nel territorio di Erice. Uno era sull'asfalto rovente, gli altri dentro uno scatolone. A recuperarli un automobilista che ha chiesto l'intervento della polizia locale. Sul caso l'attivista Enrico Rizzi ha presentato denuncia ai carabinieri di Trapani per accertare le cause della morte dei cuccioli e verificare eventuali responsabilità. E adesso a Palermo una rissa in pieno centro è finita con l'aggressione a un commerciante che si è barricato dentro il negozio per sfuggire ai colpi di mazza. Il servizio. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Palermo, quando una rissa è esplosa all'improvviso all'ingresso di un esercizio commerciale di via Roma e ha causato il fuggi-fuggi generale di turisti e passanti. Per motivi ancora da accertare, la tensione era già salita fra un gruppo di giovani e il titolare dell'esercizio commerciale. La prima discussione animata fra 2 persone all'esterno del locale e il commerciante è però degenerata all'arrivo di una quarta persona che, senza parlare, ha subito colpito l'uomo mentre uno dei protagonisti della discussione cercava di tenere distanti i 2 contendenti. L'aggressore, poi allontanatosi per qualche istante, è tornato armato di mazza e a quel punto è scattato il fuggi-fuggi, mentre il commerciante si è barricato dentro il negozio con i 3 al di fuori che picchiavano sulla vetrina. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e il video è adesso sottomesso a disposizione dei carabinieri che stanno conducendo le indagini. È stato proprio l'arrivo della gazzella dell'arma ad interrompere la rissa e far disperdere i partecipanti. Da ricostruire i motivi della tensione scoppiata fra i 4, soprattutto l'identità degli aggressori. E adesso una notizia che riguarda una operazione della Guardia di Finanza di Catania che ha portato ad altri 6 arresti per traffico di droga. Scoperti gli affari tra Catania, la Calabria e Malta. Emanuela Corsi. Sicilia, Calabria e Malta, con base logistica a Catania. Questo è il triangolo del traffico transnazionale di droga scoperto dalla Guardia di Finanza del capoluogo etneo, che all'alba ha portato a 6 nuovi arresti nell'ambito dell'operazione Abisso. Sale così a 21 il numero delle persone in carcere dopo i provvedimenti emessi dal GIP ed eseguiti lo scorso 15 giugno. 700.000 euro la somma dei beni confiscati. Le indagini condotte dal GICO della Polizia Economico-Finanziaria hanno smantellato un'associazione criminale dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana, composta da alcuni uomini vicini al clan Cappello Bonaccorsi, che si sarebbero occupati anche di rifornire il gruppo Borgata del clan Santa Panagia di Siracusa. Questo secondo filone d'inchiesta ha portato all'arresto di altri 4 catanesi coinvolti nel traffico con Malta e di 2 calabresi collegati al tentato recupero in mare al largo di Catania di 2 tonnellate di cocaina. I 2, originari di Locri e Siderno, erano stati ingaggiati dal clan catanese per trasportare l'ingente quantitativo di stupefacente nelle piazze di spaccio calabresi in cambio di un compenso. Un piano che fu sventato dalla Guardia di Finanza. I 6 indagati sono stati tradotti in carcere con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Voltiamo decisamente pagina, ci occupiamo di Pfizer. Dopo presidi sindacali e scioperi, l'avvertenza è approdata al Ministero delle Imprese. I sindacati hanno chiesto di ritirare il piano di licenziamenti per 330 dipendenti. Il ministro Urso dice che il governo è pronto a fare la propria parte. Il servizio di Lorena Dolci. Salvare 330 posti di lavoro è questo il primo obiettivo, ma sul tavolo di confronto c'è anche il futuro della Pfizer. Dopo giorni di sciopero, i lavoratori sono volati a Roma per presidiare dall'esterno il tavolo del MIMIT, il Ministero delle Imprese e Made in Italy. Qui si sono seduti per la prima volta i rappresentanti dell'azienda farmaceutica e le organizzazioni sindacali che intravedono uno spiraglio. Registriamo un impegno forte da parte del Ministero e del Ministro Urso in particolare, che ci fa ben sperare in questa soluzione. Ci siamo dati già appuntamento a settembre perché Pfizer ha bisogno di parlare con casa madre. Purtroppo non ci continuiamo a fidare dell'azienda che al tavolo è venuta leggendo un copione che non è altro che una procedura già letta, vista e rivista. Apprezziamo l'apertura del governo e ci auguriamo che possiamo risolvere il problema di questa vertenza delicatissima per il nostro territorio.
L'azienda ha ribadito le condizioni economiche che hanno portato ai tagli. Per il ministro Urso è necessario fin da subito avviare un percorso condiviso con tappe precise per individuare una soluzione capace di garantire la continuità industriale, la tutela dell'occupazione e il rilancio dello stabilimento. Il Mimit, ha detto, è pronto a fare la propria parte. Anche la segretaria generale della CISL a Catania aveva espresso tutto il suo appoggio. C'è bisogno di mantenere attività produttive importanti. La vertenza Pfizer non è una vertenza che riguarda soltanto Catania, riguarda l'intero paese. Prossimo appuntamento per la vertenza dopo le vacanze, il 24 settembre. La Sicilia è fanalino di coda nelle liste d'attesa in sanità. L'isola è una delle 3 regioni nel terzetto in fondo alla classifica. Se nel paese la situazione migliora, qui le liste sono tornate ad allungarsi. Il servizio. Invece di avanzare, la Sicilia arretra nelle liste d'attesa per esami clinici, prime visite e ricoveri. È quello che racconta il rapporto della Genas, l'agenzia ministeriale per il controllo della sanità pubblica nelle regioni. Nel primo semestre 2026 la sanità siciliana registra infatti un preoccupante arretramento nei tempi delle liste d'attesa, soprattutto per visite ed esami, in controtendenza rispetto al parziale miglioramento nazionale rilevato negli stessi dati. L'isola è nel terzetto di regioni di coda della classifica generale. Il rapporto evidenzia gravi difficoltà strutturali con ritardi cronici che aggravano la mobilità passiva e spingono dunque i cittadini verso il settore privato o la rinuncia alle cure per chi non può permettersi esorbitanti esborsi. Nelle prime visite nel 2025 la Sicilia arretra addirittura di 7 punti percentuali, per gli esami diagnostici di 4 punti percentuali. I tempi vengono rispettati in meno del 72% dei casi urgenti. Non è un caso se il 2025, l'anno preso in esame in questi dati, è lo stesso dello scandalo degli esami istologici in ritardo nel Trapanese, una storia che ha fatto il giro d'Europa come esempio di sanità che non funziona. La regione siciliana ha già messo in campo una strategia che prevede il potenziamento dei Sovracup, ovvero il sistema regionale di prenotazione telefonica, sull'esempio dei centralini messi in campo durante l'emergenza Covid con l'attivazione di un numero unico 116 117 al quale rivolgersi per tutti i temi sanitari non in emergenza. Nel triennio 2026-2028 ci sono già oltre 6 milioni di euro, ma il sistema non riesce a decollare e potrebbe essere già insufficiente nel momento in cui partirà. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, riprenderemo con una cartolina da Palermo decisamente non edificante. Topi e spazzatura in bella vista sul viale della Regione, a tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, colonia di topi, rifiuti bruciati, tutto questo sul viale della regione siciliana. Siamo a Palermo, guardiamo. Una vera e propria colonia di topi si vede nelle immagini. Liberi tra la spazzatura e i roditori si muovono in cerca di cibo che certamente non manca in quelle condizioni. Il luogo non è ameno, ma è la corsia laterale di viale della regione siciliana a Palermo. Strada trafficatissima non solo da parte dei palermitani ma anche dei turisti che atterrati a Punta Raisi decidono di visitare Palermo o di dirigersi verso la parte orientale dell'isola. A denunciare sono i residenti della zona attraverso una nota presentata in consiglio comunale. A seguito di numerose segnalazioni ho trasmesso una richiesta urgente all'assessore all'igiene ambientale, ha scritto Massimiliano Giaconia, consigliere del gruppo misto, per denunciare la grave situazione igienico-sanitaria presente all'angolo con via Conceria. L'area da tempo è interessata dall'abbandono continuo di rifiuti successivamente incendiati, alimentando una situazione di degrado che favorisce la proliferazione di topi e insetti infestanti. Chiesta l'immediata bonifica dell'area, un intervento straordinario di derattizzazione e disinfestazione, l'intensificazione dei controlli per contrastare gli abbandoni e individuare i responsabili dei conferimenti illeciti e dei roghi, nonché l'installazione di sistemi di videosorveglianza e fototrappole. Ma quella di Palermo non è l'unica situazione del genere in una Sicilia troppo spesso vandalizzata da immagini impietose di spazzatura in bella mostra agli angoli di strada, con i topi potenziali portatori di malattie fin dentro casa, anche ai piani alti, visto che sono bravissimi a salire pure dai muri ripidi. Una situazione da più parti definita inaccettabile, che chiede interventi urgenti per il decoro e per la salute. Fermare la chiusura dei negozi di quartiere, ridare vita ai centri storici e ai piccoli centri urbani è la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata con Confesercenti a sostegno del commercio di prossimità. Desiree Ferlito.
Fermare la progressiva scomparsa dei negozi di vicinato e restituire centralità al commercio locale. E questo è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti Sicilia, che punta a rilanciare il tessuto economico e sociale della città attraverso misure dedicate alla rigenerazione urbana e ai servizi di prossimità. Da maggio ufficialmente è stata avviata la raccolta delle 50.000 firme necessarie per portare la proposta all'attenzione del Parlamento e ad oggi ne sono state raccolte già circa il 20%. Per presentare l'iniziativa, Confesercenti Catania ha convocato un incontro istituzionale con i sindaci dei comuni della città metropolitana, chiamati a confrontarsi su una strategia condivisa per sostenere le attività commerciali, contrastare la chiusura delle botteghe storiche e rafforzare il ruolo del commercio di quartiere. Tra le principali misure, le zone economiche speciali di prossimità, le cosiddette ZES Pro, che sono strumenti che attiveranno politiche mirate di rilancio del commercio attraverso incentivi fiscali, sostegni finanziari e semplificazioni amministrative. L'obiettivo finale è costruire una rete tra istituzioni, imprese e comunità locali per invertire il declino del commercio di prossimità e restituire ai quartieri servizi, vitalità e nuove opportunità di crescita. C'è un'altra pausa e subito dopo il calcio cominceremo con il Catania. Siamo al calcio, il Catania si rinforza in difesa con l'acquisto di Pagliai, ceduti Carnielutti e Di Noia, ma sentiamo. Gabriele Pagliai, 24 anni, è nuovo calciatore del Catania. L'accordo pluriennale con il terzino destro si concretizza dopo un lungo inseguimento durato 1 anno e mezzo. Decisivo Longo, che ha parlato più volte con il ragazzo dopo averlo valorizzato con il Picerno. Nella scorsa stagione, con 25 presenze e un gol a Perugia nell'Ascoli promosso in B, il definitivo salto di qualità e ora l'approdo al Catania. 3 campionati a Picerno in Serie C, 2 in D con Novara e Casarano. Pagliai lunedì ha sostenuto le visite mediche prima dell'allenamento al Massimino. Carnielutti è un giocatore del Sorrento. Di Noia vicinissimo alla San Benedettese. Tra cessioni, contratti scaduti, prestiti e risoluzioni consensuali funziona la cura dimagrante del Catania, che ha alleggerito il proprio organico e continuerà a farlo. C'è poi la seconda fase, quella dei rinforzi, per un salto di qualità ed essere protagonista nella prossima Serie C. I tempi sono ristretti, lunedì prossimo la partenza per la seconda fase del ritiro a Norcia. Oggi e domani doppia seduta al Massimino, venerdì 24 un solo allenamento. Ad una settimana dall'apertura della campagna Essere Catania, la società ha comunicato che i tifosi hanno sottoscritto 1558 abbonamenti. E adesso una notizia che riguarda il Palermo, goleada del Palermo, la terza amichevole pre-stagionale. La squadra di Inzaghi ha infatti superato 7-0 il Paradiso, formazione che milita nella terza serie svizzera di Cassandro, Jonsen, Gomez e Gyasi, le reti dei rosanero nel primo tempo, mentre nella ripresa in rete ancora Gyasi per la sua personale doppietta e poi Ranocchia e Segre. Reso noto tra l'altro nel pomeriggio il calendario di Serie B, l'esordio in casa per i rosanero. Il 22 agosto al Barbera affronteranno appunto la Juve Stabia. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.